Lo straziante appello del papà e del fratello di Stefano, il tredicenne travolto e ucciso da un'auto pirata ieri sera a Lusiana Conco, la tragedia a pochi metri da casa, le forze dell'ordine vicine a individuare il responsabile. Domani l'udienza di convalida per il 45enne di Rosà, accusato di tentato omicidio dopo aver accoltellato l'ex moglie a Marostica. Il plauso alla cliente della sala slot che ha difeso la vittima. Ladri scatenati ieri sera a Vascondi Carbonera, una 85enne se li è trovati davanti mettendoli in fuga. Il suo pincher è stato azzannato e sbranato da un Amstaff a Maserà, il racconto commosso dell'ex presidente del Veneto Bottin. Regionali, non va giù a Fratelli d'Italia la candidatura di Alberto Stefani lanciata da Salvini alla festa della Lega. Il coordinatore veneto dei Meloniani, no le fughe in avanti e chiede la data delle elezioni. Il ghiacciaio della Marmolada arretrato di altri 7 metri in un anno, l'allarme degli esperti al termine della campagna glaciologica. Il suo traguardo arriverà il 13 settembre a Malo, dove tutto è cominciato 5 anni fa. Stamattina Nicolò Guerrera, 500.000 di follower su Instagram, con il nome di Pierre Rod, ha fatto tappa a Venezia. Benvenuti all'appuntamento con la nostra edizione regionale del TG. Apriamo con la tragedia di ieri sera a Lusiana Conco, dove un ragazzino di 13 anni è stato travolto e ucciso da un pirata della strada. Il fratello lancia un appello, mentre la sindaca annuncia che sarà indetto lutto cittadino. Io ho corso subito e l'ho visto. Chiamato Stefano pensando che fosse magari una rottura, invece no, ho visto che faceva il massaggio cardiaco e ha avuto poi toccavo la fronte a giugolare per sentire se era calda, sembrava calda ma... Un dolore inimmaginabile, quello che stanno vivendo Moreno e Samuele Angonese, padre e fratello del piccolo Stefano, morto domenica sera a soli 13 anni, travolto da un'auto pirata a Tortima di Lusiana Conco. Il ragazzino stava percorrendo a piedi la provinciale 72 assieme a un amico. I due dovevano raggiungere la vicina piazzetta. La tragedia è avvenuta a poche centinaia di metri da casa, proprio in questo punto dove oggi ci sono i fiori che ricordano una giovanissima vita stroncata. È dura ciò, è dura, veramente dura. Sentire la mancanza di un bambino di 13 anni, che adesso non c'è più. Devo far forza ma è difficile. E per me è stato peggio di tutti i traumi subiti, questo è più profondo. Perché c'era un legame fortissimo tra voi due? Litigavamo ma avevamo un legame fortissimo. Il corpo di Stefano è stato portato all'ospedale di Vicenza, dove sarà sottoposto ad autopsia, mentre l'amico è stato dimesso dal San Bassiano, anche se è distrutto dal dolore per la perdita del compagno d'avventure. Tutta la comunità di Tortima è scossa da questa tragedia, come ci conferma la sindaca di Lusiana Conco, Antonella Corradin. E tutta la comunità è vicino alla famiglia angonese proprio per sorreggerli, per aiutarli e per sostenerli in questo momento così terribile. Non è possibile che due ragazzini a piedi in mezzo alla contrada possano essere travolti da un'auto che se ne va. Quando si saprà il giorno dei funerali avete già preso anche una decisione proprio come amministrazione? Certo, il giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino proprio per ricordare questo ragazzo, per ricordare Stefano e per essere più vicini tutti quanti alla sua famiglia. Intanto in mattinata il fratello Samuele aveva lanciato un appello attraverso le nostre telecamere. Vorrei fare un appello a tutti. In caso di queste situazioni e anche chi commette questi reati, si può dire, questo omicidio, si può di costituirsi, almeno quello. Sai che il danno hai fatto e hai rovinato una famiglia, ma non è troppo tardi. E le forze dell'ordine sono sempre più vicine a rintracciare la persona che ha travolto e ucciso un ragazzino, strappandogli la vita senza neanche fermarsi a soccorrerlo. E al nostro microfono Samuele Angonese ci ricorda il suo legame forte con il fratello. Insieme alla famiglia, mio papà e mia mamma hanno consentito a donarle. Io scherzosamente ci hanno detto le lenti a contatto, però almeno non è stato vano e può salvare due persone.
Un pezzettino di Stefano Angonese continuerà a vivere in altre persone perché i genitori del tredicenne, travolto e ucciso da un pirata della strada, hanno acconsentito a donare le cornee del loro figlioletto. Ma soprattutto continuerà a vivere nei cuori di tutte quelle persone che l'hanno conosciuto lo spirito di questo ragazzino sempre con il sorriso sul volto, con tanti amici, amanti della bicicletta. Eravamo legati nel cuore e nell'anima. Discordavamo su alcune cose, però il nostro principio era sempre uniti. Com'era Stefano? Era un ragazzo curioso, non amava proprio la scuola, però aveva la dote che se un argomento gli interessava veramente, se lo approfondiva da cima in fondo. E poi andava sempre in bicicletta con i suoi amici, tanto che mi ricordo ancora tutte le volte che suonavano i suoi amici in cerca di mio fratello. La casa era sempre piena di amici. A casa era sempre piena, facevano campo base e poi partivano, solo che ormai adesso la sua bicicletta, sono stato l'ultimo a metterla via. Il suo futuro sarebbe stato aprire un'officina di bici, infatti lui si smontava il freno, cambiava le marce, anche tutto da solo senza mai chiamare i genitori. Lo stimavo per quello, perché si dava sempre da fare, aveva già l'idea chiara cosa vorrebbe fare. Cosa gli vorresti dire adesso? Bocchia, io chiamavo sempre Bocchia. Bocchia, so che sei lassù, ci sono anche tutti i tuoi nonni, ma ricordati che lì puoi ambire di più con le tue passioni, perché non hai i miei freni, te sei libero lassù, anche se non sei più tra noi, resta felice lassù per noi. E adesso la cronaca ci porta a Marostica con l'ennesimo femminicidio sventato sabato sera. La vittima, pur ferita gravemente a colpi di coltello dall'ex marito, è sopravvissuta ed è in cura in ospedale. L'aggressore, arrestato in flagranza, aveva già dei precedenti. Il brutale accoltellamento di Marostica, avvenuto sabato sera in una sala slot, è stato un tentato femminicidio, sventato dalla prontezza di una cliente che ha protetto la vittima. 2 giorni dopo la violenta aggressione subita da una barista 43enne da parte dell'ex marito 45enne, la sala slot di via Montegrappa a Marostica è regolarmente aperta, come succede 7 giorni su 7 in 3 diverse fasce orarie. La relazione tra i due, che da sposati risiedevano a Rosà, era da tempo interrotta. Lui aveva già a proprio carico reati da codice rosso nell'ambito della violenza di genere, tentata e attuata proprio verso la coniuge. Lei, sostenuta anche dai servizi sociali del comune, risiedeva altrove dopo la separazione. Ha dovuto difendersi a braccia nude dalla furia dell'uomo che nel corso degli anni ha continuato a minacciarla, fino all'aggressione di sabato sera sul suo posto di lavoro, il piccolo bar all'interno della sala slot. Solo un miglioramento delle sue condizioni fisiche e psicologiche le consentiranno di rilasciare la propria testimonianza ai carabinieri che indagano sul fatto. L'aggressore è in carcere a Vicenza in attesa dell'udienza di convalida del fermo. È stata l'ennesima aggressione a colpi di coltello avvenuta nel territorio nelle ultime settimane, una violenza che scuote la comunità. Stiamo vivendo una situazione drammatica in generale, non è una questione di Marostica, non è una questione dell'area bassanese, però insomma, i dati lo dicono, sono sempre in aumento le violenze sulle donne ed è una situazione inaccettabile. Per quanto noi cerchiamo tramite attività, sensibilizzazione di collaborare con tutti, in realtà la vera risposta deve arrivare dal mondo della giustizia. Le donne non devono aver paura di denunciare, ma devono essere tutelate. E a tutelare la vittima, in questo caso frapponendosi tra lei e l'aggressore, è stata un'altra donna presente nel locale proprio in quei drammatici minuti. Penso che alla nostra concittadina sia da fare veramente un encomio per lo spirito civico, ma al di là di quello anche per proprio il coraggio di mettersi davanti quando tanti hanno avuto paura. Quindi io veramente non so che parole trovare per ringraziarla, ma spererei ci fossero più persone così al mondo. Ed ora su questa vicenda ai nostri microfoni il racconto di una negoziante che vive e lavora in paese. Grandissima la signora che ha aiutato la ragazza, cioè veramente grandissima, e dobbiamo aiutare solo fra noi, questo magari che andrebbe tolta un po' di indifferenza, ci vorrebbe un po' più di collaborazione e anche un po' più di coraggio, forse più di umanità.
Sonia Ceschin gestisce la gelateria che si trova a fianco della sala slot teatro dell'accoltellamento. Esprime ammirazione per quel che ha fatto la signora che ha soccorso la donna accoltellata, riuscendo a separarla dalla furia dell'ex marito e chiamando anche i soccorsi. Dopo la chiusura del suo negozio è andata nella sua casa che si trova a pochi metri di distanza sull'altro lato della strada. Mentre stavamo guardando la TV con la porta aperta, ho sentito una voce di donna abbastanza alterata, alta. Però non ci ho fatto molto caso. Poco dopo però ho sentito correre dei ragazzi e quindi ho guardato dalla finestra e questi ragazzi sono fermati davanti all'Admiral. Però poi più niente, e poi mia figlia ha guardato dalla finestra poco dopo, ho visto le auto dei carabinieri, quindi siamo usciti in terrazza, abbiamo guardato e si era assemblato un po' di gente. E più o meno abbiamo capito che una persona era stata aggredita, una donna. Seguono minuti concitati con l'arrivo prima delle pattuglie dei carabinieri solo in seguito dell'ambulanza, mentre si rincorrono le voci e i racconti su quanto accaduto. Che l'arma fosse un coltello rende il fatto ancora più inquietante. L'uso del coltello presuppone comunque una vicinanza fisica, è come quando qualcuno strangola una persona, vuol dire proprio esprimere odio, esprimere cattiveria e andare proprio a volere il dolore della persona di fronte, e questa cosa spaventa. A suscitare preoccupazione è anche lo sfaldamento delle reti sociali e delle relazioni interpersonali. Ho notato che negli anni le cose sono molto peggiorate, perché comunque una volta la condizione della donna era peggiore, però avevamo una rete fra le persone, c'era meno indifferenza. Adesso siamo iperconnessi, ma siamo tutti isole. Una volta, quando ero ragazzina io, se qualcuno ti importunava avevi gli amici che venivano ad aiutarti. Adesso invece in queste situazioni le persone sono sole, non parlo solo delle donne, chiunque sia in difficoltà è sempre solo. Ora nel Trevigiano, con i ladri scatenati a Vascon, una 85enne se li è trovati davanti mettendoli in fuga mentre la nuora è finita al pronto soccorso. Io stavo guardando la televisione, a un certo punto ho sentito un rumore, sono scesa e ho guardato prima nel retro, dopo sono venuta nel davanti e ho visto uno su per le scale. Quando l'ho visto andare su per le scale le ho detto: dove vai? Lui si è girato di colpo, a quel punto io sono scappata e ho urlato: i ladri, i ladri. Stava guardando la finale tra Sinner e Alcaraz, come milioni di italiani, la signora Graziella, una serata tranquilla in casa da sola, accanto il filofiocco, alle 21, minuto più, minuto meno, l'incontro ravvicinato con il ladro che accanto a un complice aveva già in parte svaligiato l'appartamento del figlio e della nuora al primo piano. Sono attimi concitati, le urla dell'anziana mobilitano l'intero vicinato in questo angolo di Vascon di Carbonera in via Cardinal Callegari. Sono usciti i vicini di casa e uno ha chiamato subito i carabinieri e su affari di 20 minuti sono arrivati, insomma. Lei signora quanti anni ha? 85. Non ha avuto paura, ha avuto sicuramente prontezza di un vaso di fiori, ma dopo a un certo punto, quando si è girato, mi sono presa un po' di panico e sono scappata. E mentre i ladri si dileguano tra i campi, a rientrare a casa è anche il figlio Giovanni, accanto alla moglie, e quest'ultima di fronte al caos a sentirsi male. Abbiamo dovuto chiamare il 118 perché appunto la moglie ha avuto un attacco di panico, vista la situazione che si è trovata, praticamente mancava il respiro e quindi abbiamo chiamato subito il 118. La donna viene portata per accertamenti al pronto soccorso per poi essere dimessa in nottata, ma lo spavento è ancora tanto. All'appello mancano un orologio e alcuni gioielli per un bottino di circa 3.000 euro. Non è il primo furto in verità che si registra in questa casa. Qualche anno fa un'altra razzia. Ormai non ci si sente più sicuri in queste zone, cioè non dico tutelati dalle forze, perché le forze dell'ordine per quanto poco tentano sempre di tamponare, però a questi ladri non danno delle punizioni esemplari. Rabbia, tanta rabbia, perché guarda, ormai non possiamo più su questa vita qua che mi fa sempre terrorizzare, sempre non si può muoversi fuori dalla porta, che viene sempre a sorpresa da Dio. L'ex presidente del Veneto, Aldo Bottin, perde il suo cagnolino in una manciata di minuti, sbranato da un Amstaff.
Io non pensavo di provare un tormento così forte come ho provato con la morte del mio Chicco. Alla voce rotta Aldo Bottin, ex presidente della Regione del Veneto tra il 1994 e il 1995, mentre racconta come è morto Chicco, il suo pinzer, con lui da 10 anni, aggredito lunedì 1 settembre da un altro cane, un Amstaff. L'85enne, come ogni mattina, ha accompagnato il suo animale domestico a fare una passeggiata in via San Benedetto a Maserà, nei pressi di casa sua. Mentre stavano rientrando, però, è successo quello che non si sarebbe mai aspettato. L'ho sganciato per entrare in cancello, quindi a casa mia. Solo che questa velocità l'ha portato ad accelerare verso il piazzale del parcheggio e là c'era il cane che era pure al guinzaglio del suo custode, ma si è girato, si è avventato sul mio cagnolino e l'ha colpito al volto, distruggendolo subito, e quindi ho fatto in tempo, appena in tempo, arrivare a fine marciapiede, che mi sono trovato il mio cagnolino nel sangue e quindi morto. Pochi minuti di terrore. Oltre al dolore della perdita di Chicco, Bottin è preoccupato che episodi del genere possano ripetersi ed avere esiti ancora più gravi. Per questo l'ex politico ha prontamente denunciato il fatto. Ho presentato denuncia al comandante dei vigili urbani e del Consorzio Patriarcato e al sindaco, soprattutto per raccomandare un intervento immediato, un'ordinanza che obblighi chi ha dei cani di quella taglia di obbligarli alla museruola e a un guinzaglio senz'altro contenuto, non lungo, da non tenerlo sotto controllo, in modo da evitare pregiudizio a chiunque, soprattutto e animali, ma soprattutto a bambini e persone. Ora le elezioni regionali, parliamo di politica, non va giù a Fratelli d'Italia la candidatura di Alberto Stefani lanciata da Salvini. Il coordinatore veneto dei meloniani è chiaro, no alle fughe in avanti e chiede la data delle elezioni. Fratelli d'Italia ovviamente auspica di conoscere quanto prima la data del voto, che sappiamo però non essere oltre il 23 di novembre. Auspichiamo anche venga sciolto però nel più breve tempo possibile il nodo del governatore del Veneto, anche per evitare ciò che abbiamo visto in questi giorni, cioè le tante fughe in avanti e dei desiderata scambiati per accordi già conclusi. Il messaggio non è solo chiaro, è limpido. L'uscita di Matteo Salvini a Oppiano con il lancio di Alberto Stefani per la corsa a Palazzo Balbi sponda Lega è la goccia che sta facendo traboccare il vaso già pieno di Fratelli d'Italia. Di fuga in avanti e desiderata scambiati per accordi parla il numero 1 dei meloniani in Veneto che, in corsa per la candidatura a governatore, nelle ultime ore ha postato su Facebook un messaggio nemmeno troppo sibillino. Qualcuno scambia la semplicità per debolezza e la correttezza per remissività. La pelle dell'orso costa cara e non si vende prima. Mentre il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, si affretta a correggere il tiro dopo che aveva definito il nome di Stefani come più che apprezzabile. Non capisco l'enfatizzazione, dice, ho solo detto che è bravo, come ce ne sono tanti anche nel nostro partito. Come non intendiamo mettere bandierine noi, siamo sicuri che lo faranno gli alleati e ragioneranno nello stesso modo. Il Veneto ha bisogno di una figura autorevole, con esperienza e che sappia portare avanti il buon governo del centrodestra. Una puntualizzazione che dice tutto. Mentre a Palazzo Balbi il tema data elezioni chiesta a gran voce anche dai meloniani resta fermo al palo. Il tempo per la convocazione delle urne è un tempo, diciamo, che ci è consentito dalla legge e nel momento in cui deciderò di convocare le urne lo dovrò fare 50 giorni prima e quindi non siamo assolutamente in ritardo su nulla. Ma è evidente che Zaia non fissa la data perché non hanno un candidato e non hanno un candidato perché non hanno un accordo su chi dovrà essere. Solo quando lo troveranno probabilmente verrà fissata la data, che sarà a fine del mese di novembre. Ecco, è una diciamo, idea delle istituzioni abbastanza negativa, cioè vengono prima gli interessi di parte, la scelta del candidato, che fissare la data delle elezioni, che invece è necessario che i cittadini e le forze politiche sappiano anche per potersi organizzare. Nel frattempo il centrosinistra ha ufficializzato tutti i candidati governatori dalla Toscana alla Calabria e il Veneto rivendica di aver trovato subito la sintesi attorno a Giovanni Manillo. Siamo stati i primi tra le regioni a scegliere il nostro candidato, quelli che per primi hanno costruito una coalizione così ampia come quella che abbiamo di forze politiche
e civiche. Una coalizione che attende di trovare la quadra anche con Azione e Rifondazione Comunista. Mi auguro si definisca più presto, del resto non essendo ancora fissata la data delle elezioni, tutti stanno concludendo il loro lavoro. Anche con Rifondazione c'è una interlocuzione, i contatti sono di questi ultimi giorni e vediamo come potranno evolvere. Si è conclusa la 7ª edizione della campagna glaciologica partecipata sulla Marmolada. I dati raccolti confermano l'arretramento dei ghiacciai. La Marmolada purtroppo continua a ritirarsi, nonostante tutto sommato un'estate che ha avuto anche delle interruzioni di caldo significative, però complessivamente evidentemente la poca neve invernale oppure la neve tardiva che fonde molto rapidamente, diciamo, nel periodo primaverile, non consente al ghiacciaio di alimentarsi e quindi di rimanere in equilibrio. C'è un arretramento medio di 7 metri sul ghiacciaio della Marmolada rispetto al 2024. Le foto che state vedendo raccontano quanta neve è stata persa negli anni. Il dato emerge dalla 7ª campagna glaciologica partecipata sulla Marmolada, promossa dal Museo di Geografia dell'Università di Padova, che ha visto la collaborazione dei ricercatori dell'università, l'ARPAV col centro valanghe di Arabba di Belluno, il Comitato Glaciologico Italiano, e che ha permesso di raccogliere dati aggiornati fondamentali per continuare il monitoraggio del ghiacciaio principale delle Dolomiti e comprendere meglio l'impatto dei cambiamenti climatici a scala locale. Anche oggi sulla fronte di Serauta abbiamo avuto ritiri da 12-4 metri, quindi il ghiacciaio continua ad arretrare, ma soprattutto continua a perdere volume e si vede sempre di più il divario tra la neve e la pista che viene protetta dai teli e la superficie del ghiacciaio che scende sempre di più. I dati raccolti dimostrano il continuo ritiro del ghiacciaio. Era il 3 luglio del 2022 quando il crollo di un seracco causò 11 vittime. Sulla Marmolada gli scienziati continuano a registrare dati preoccupanti, confermati dalla tendenza osservata negli ultimi 20 anni, nonostante alcune fasi relativamente fresche, anche in questo periodo estivo, con una nevicata che ha imbiancato il ghiacciaio a fine agosto. Va rivisto inoltre il sistema sciistico e degli impianti di risalita. Alle mie spalle ci sono i teli protettivi, teli in polipropilene, quindi teli materiale plastico che poi rilasciano comunque residui anche sul ghiacciaio. Ovviamente sono efficaci per mantenere la neve dannata sulla pista da sci, non servono sicuramente a salvare il ghiacciaio, ma soprattutto il punto di domanda è fino a che punto continuare a mantenere una industria dello sci che dal punto di vista, diciamo così, dell'equilibrio ambientale e climatico è sempre più pesante, sempre più dissipativa dal punto di vista dell'energia e degli impatti. Dopo aver girato il mondo a piedi, Nicolò Guerrero è arrivato a Venezia. In 5 anni ha percorso quasi 30.000 chilometri, consumando 20 paia di scarpe. Credo di essere diventato sicuramente più calmo, più riflessivo, e questo mi aiuterà ad andare avanti e a valutare le situazioni che mi si presenteranno. Nicolò Guerrero D'Amalo, conosciuto come Pierrot dal suo 500.000 di follower, percorre fondamenta del Forner in sestiere di Dorsoduro a Venezia assieme al fido carretto ribattezzato Ezio. Lo attende il presidente della regione Luca Zaia. 5 anni fa Nicolò è partito a piedi dalla provincia di Vicenza, ha attraversato la pianura padana e la Francia meridionale, entrando in Spagna e partendo da Palos del Frontera come Cristoforo Colombo per le Canarie. Quindi 2 mesi di navigazione per raggiungere Panama e da lì sempre a piedi attraversare Ecuador, Perù, Cile, Argentina, Australia, India, Oman, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Iran, Iraq, Armenia, Georgia, Turchia, Bulgaria, Grecia e finalmente Italia. L'idea era nata in un appartamento per studenti a Parma con un paio di obiettivi. La ricerca della bellezza, la curiosità e la voglia di fare una lunga passeggiata per avere del tempo da dedicare a me stesso e ai pensieri che mi frullavano per la testa. Dormendo in tenda o dalle tante persone che lo hanno ospitato durante la sua passeggiata attorno al mondo, Nicolò ha percorso quasi 30.000 chilometri consumando 20 paia di scarpe e superando anche dei momenti difficili. Ce ne sono stati un paio: l'attraversamento dell'Oceano Atlantico in barca a vela e l'attraversamento del deserto australiano, l'Outback, a piedi, una impresa che mi ha tenuto occupato per quasi 6 mesi e dove ho percorso circa 6.000 chilometri. Ecco, economicamente come hai fatto in questi 5 anni? Come sei
sei riuscito a sostentarti? Avevo dei risparmi messi da parte lavorando quando ero a Milano, dopo essermi laureato in economia. Una grandissima mano me l'hanno data gli sponsor e tantissime donazioni sono arrivate dalle persone che mi seguivano nei social. A pochi giorni dall'arrivo a Malo e dopo aver percorso il mondo, intanto il fido Carretto Ezio, quasi cosciente di aver esaurito il suo compito, ha deciso di perdere una ruota proprio entrando a Palazzo Balbi. Per Nicolò, che ora racconterà in un libro la sua avventura, un amico fidato per 5 anni. Sì, un grande ascoltatore sicuramente, non è un tipo molto loquace, però è stata la spalla e anche la chiave di volta per riuscire ad arrivare fin qui. È tutto per questa edizione del nostro TG Veneto, grazie per averci seguito, arrivederci.